Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Cordiale saluto gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. È deceduto dopo 2 giorni di ricovero all'ospedale di Udine Andrea Beltramini, 51 anni di Manzano, investito domenica sera nei pressi della rotonda Aldi lungo la strada regionale 56 nella capitale della Sedia. Purtroppo le gravi ferite riportate nel violento impatto non gli hanno lasciato scampo. Si sono concluse intorno alle 4 di questa mattina le operazioni di messa in sicurezza dei 2 serbatoi di gas naturale liquefatto dell'auto articolato incendiatosi nella tarda mattinata di ieri sulla A23 nei pressi di Palmanova. La messa in sicurezza, che ha richiesto più di 12 ore, è consistita nello svuotamento dei circa 500 litri di gas contenuti nei 2 serbatoi, bruciandoli con un'apposita fiaccola. Tali operazioni sono state eseguite da operatori specializzati del nucleo regionale del nucleare biologico chimico radiologo dei Vigili del Fuoco di Trieste, supportati nell'operazione da squadre antincendio del Comando Vigili del Fuoco di Udine. Ricordiamo che nell'incidente non ci sono stati per fortuna feriti. Incidente stradale intorno all'1:30 della scorsa notte lungo la A23 nei pressi di Pietra Tagliata in direzione Tarvisio alla progressiva 85. Per causa in corso di accertamento da parte della Polstrada di Amaro, il conducente di un furgone ha perso il controllo e il mezzo è finito contro una barriera. Sul furgone viaggiavano in tutto 8 persone, tutti stranieri, rimasti feriti nell'impatto accaduto tra le 2 gallerie. Una persona è stata trasportata con l'eliambulanza all'ospedale di Udine, in condizioni serie, ma non sarebbe, secondo le ultime notizie, in pericolo di vita. Le altre 7, di cui 2 bambini, sono state invece trasferite all'ospedale di Tolmezzo con le ambulanze, ferite in maniera non grave. Sul posto, per quanto di competenza, anche i vigili del fuoco. Andiamo a chiudere questa edizione proprio con una notizia che ci è appena giunta in redazione. 46 cittadini stranieri, tutti regolari, sono stati rintracciati poco prima dell'alba di oggi a Praponizza, in comune di Drenchia, lungo la Val dell'Iudrio. Sul posto chiaramente le forze dell'ordine, i 46 stranieri sono stati poi presi in consegna dalle stesse forze dell'ordine e successivamente trasferiti a Udine per quanto riguarda poi le fasi successive per la loro accoglienza. Al momento non è segnalata la presenza tra loro di minori non accompagnati. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.